sempre a ringraziarvi veramente per il sostegno che ci date, che mi date in maniera veramente entusiasmante tutti i giorni, veramente sono carico, carichissimo e vi ricordo che è importante per noi, soprattutto per l'impegno che ci mettiamo nel fare questo telegiornale, diciamo la vostra iscrizione al canale. Vi ricordo che è molto semplice, basta cliccare come vedete dalle immagini e poi cliccare sulla campanella in modo di essere avvisati con la notifica quando pubblichiamo. Ciao e a presto! Sesta auto rapinata in 3 giorni a Sottomarina. E ancora via Niccolò Zeno il teatro della razzia. Dopo le BMW, ora è toccata una Volkswagen Passat di colore grigio che era parcheggiata davanti a una villetta nei pressi del Civico 217. Vedersi esportare nella notte il volante, il cruscotto e il gruppo elettronico. Stamani la vettura, acquistata solo un mese fa, è stata recuperata dal soccorso stradale. Il fenomeno dei furti su commissione di pezzi d'auto pregiati sta assumendo dimensioni sconcertanti. La speranza è che, come spesso accade, è legata ad eventuale funzionamento di telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso la scena del crimine. Emergono nuovi dettagli dalle indagini della Polizia di Stato che ieri hanno portato al deferimento di 11 giovanissimi chioggiotti, 9 dei quali minorenni e 4 femmine, per le violenze gratuite ai danni di coetanei turisti avvenute le settimane scorse a Sottomarina. I 40 tra agenti e carabinieri hanno provveduto tra l'altro al sequestro dei telefoni della baby gang, alla ricerca di conferme delle relazioni intercorse tra loro e di messaggi in cui vantassero le loro azioni. Nelle perquisizioni domiciliari sono spuntati anche gli indumenti indossati durante le serate dei pestaggi, riconosciuti dalle vittime da qualche filmato girato in loco. All'atto dell'ingresso dei militari e dei poliziotti nelle abitazioni, qualche genitore non si è trattenuto dai logici scappellotti alla parole. Particolarmente grave è la posizione di uno degli adolescenti, gravato di avviso orale dal questore, che sarebbe colui che con un pugno e un calcio ha rotto lo zigomo di un giovane veronese seduto sopra il muretto del lungomare. L'avviso orale è un avvertimento prima dell'adozione di misure cautelari. Secondo una ricostruzione del giornalista Carlo Mion, pubblicata oggi dalla Nuova Venezia in edicola, la dinamica di tanti di questi fattacci seguirebbe un percorso standard. Erano le ragazze a urtare consapevolmente le vittime designate. Alla loro reazione sarebbero subentrati i chioggiotti maneschi che portavano a termine la missione delittuosa. Al momento gli episodi denunciati sarebbero 4, senza escluderne altri. Da verificare anche la presenza di coltelli e serramanico. Quanto ai protagonisti delle assurde bravate, è confermato il coinvolgimento di 2 fratelli, uno di 18 e uno di 15 anni, che abitano nella zona di via Colombo a Sottomarina, figli di un armatore. Già altre volte, secondo chi li conosce, entrambi avrebbero manifestato atti di intemperanza e rissosità. In via San Marco Sottomarina, invece, nei pressi del bivio con viale Venezia, abitano fratello e sorella, lui minorenne, lei di poco maggiorenne, appartenenti a una famiglia che in passato aveva dato spettacolo di sé, provocando parapiglia all'esterno di un locale della zona prima dell'arrivo dei carabinieri. La tanto invocata soluzione politica per il deposito di GPL in Val d'Ario è arrivata. Ieri sera, con l'approvazione del cosiddetto decreto agosto, il governo ha bloccato l'entrata in funzione dell'impianto costruito da Costa Bioenergie, in quanto insistente sopra un sito tutelato dall'UNESCO come la Laguna di Venezia. A Costa Bioenergie, riferisce il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, sarà riconosciuto un indennizzo pari al danno emergente. Le dichiarazioni dell'esponente stellato non vengono commentate dall'azienda. Prima di fare qualsiasi valutazione, sostiene il manager Pierpaolo Perale, aspettiamo di leggere il dispositivo della norma. Come sempre avviene in questi casi, la vittoria, se di vittoria definitiva si tratterà,
e figlie di 100 padri, alcuni dei quali in crisi gli uni con gli altri. Il comitato No GPL parla di pietra tombale al funzionamento del deposito, riconoscendosi di averci creduto fin dall'inizio e fino al risultato. Sul fronte politico, le due forze che a Roma condividono l'esperienza del governo Conte 2, ma a Chioggia sono divise tra maggioranza e opposizione, rivendicano il merito dello stop. A tarda sera, il Movimento 5 Stelle ha festeggiato in piazza sotto il municipio con le bandiere animate dalla consigliera regionale Baldin, dal vice sindaco veronese e dal gruppo consigliare. Anche il sindaco Alessandro Ferro, che ha registrato pure un video in ambiente domestico, elogia i parlamentari e i ministri del movimento. Ma i grillini vengono bacchettati da Barbara Penzo, segretaria comunale del Partito Democratico, che ascrive all'azione della ministra per le infrastrutture Paola De Micheli e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Andrea Martella il merito del blocco. A chi si appropria del risultato e festeggia ritenendosi unico vincitore, dice la consigliera democratica, ricordo solo che senza un'azione concertata e una volontà condivisa non si sarebbe potuto raggiungere alcun obiettivo. In attesa di comprendere cosa significherà sul piano economico e delle responsabilità amministrative la ricaduta nei confronti di Costa Bioenergie, Chioggia si appresta a scrivere una nuova pagina, prima di un percorso, non si sa quanto lungo, che potrebbe portare alla demolizione del deposito, al suo trasloco o alla riconversione. Gli attivisti no GPL sperano solo che non si tratti di fumo elettorale gettato negli occhi, sarebbe per loro la più cocente delle beffe. Torna l'antenna per il 5G nella loggia del campanile del Duomo di Chioggia. I lavori richiesti dalla società Iliad per il nuovo protocollo tecnologico sono terminati nelle scorse ore e l'apparecchiatura, fortunatamente tutta all'interno per questioni paesaggistiche, è visibile dal lato della calle, meno da quello del campo. L'impresa ha potuto procedere in forza del recente stop governativo e le ordinanze dei sindaci che in tutta Italia avevano cominciato a fermare l'installazione delle antenne, avanzando dubbi di carattere sanitario. Così a Chioggia, dove il 14 aprile il sindaco Alessandro Ferro aveva emanato l'ordinanza in questione, la quale ha avuto efficacia fino a quando da Roma era arrivato l'avviso: non spetta ai primi cittadini disporre in materia. Anche se l'ordinanza del comune di Chioggia non è stata ancora ufficialmente revocata, essa ha perduto automaticamente di efficacia in forza al provvedimento governativo inserito nel decreto legge numero 76 del 16 luglio scorso. Pertanto Iliad, che aveva chiesto la concessione nel luglio 2019 e l'aveva ottenuto il 10 marzo 2020, ha avuto buon gioco nel far valere la bontà del titolo in proprio possesso. Già nel novembre dell'anno scorso si era parlato del fatto che la Curia stesse trattando con alcuni gestori delle principali compagnie telefoniche allo scopo di piazzare nei campanili le antenne per la nuova tecnologia 5G. Il vescovo Adriano Tessarollo non si era mostrato contrario, ma aveva dato carta bianca ai singoli parroci affinché valutino e decidano situazione per situazione. L'entrata annua per la diocesi ammonterebbe a circa 12.000 euro per ogni campanile cablato. Riprenderanno l'ultima settimana di agosto i lavori di ANAS al ponte che attraversa il Brenta tra Brondolo e Calino. Le ultime opere prima dello stop estivo sono state realizzate nella notte tra mercoledì e giovedì scorso per il ripristino di alcuni tratti della pavimentazione in corrispondenza dei giunti. Contestualmente sono stati ricostruiti i cordoli con restringimento di una delle carreggiate dove saranno installate le barriere laterali. La stessa operazione sarà eseguita dopo il riavvio nell'altra carreggiata. Fino a quel momento gran parte dell'azione è stata svolta nell'infradosso sotto l'impalcato e la superficie per ripristinare i rivestimenti corticali, ovvero le coperture dei ferri che armano il cemento, dal momento che l'erosione superficiale avvenuta negli anni ha danneggiato il calcestruzzo protettivo.
ANAS aveva agito sul ponte fino alla metà di marzo e poi dall'inizio di maggio, in quanto nelle settimane più intense dell'emergenza sanitaria, aprile, mancava l'approvvigionamento dei materiali ed erano chiusi anche i locali per il vitto degli operai. La previsione dell'impresa è di terminare le opere entro la fine dell'anno, quando l'aspetto del ponte sarà diverso dall'attuale. L'ultimo intervento infatti consisterà nella sostituzione dei giunti di dilatazione in ferro e gomma, soggetti al passaggio dei mezzi pesanti che li sollecitano molto, per la quale sarà tentata la programmazione solo di notte, senza mai bloccare il ponte, ma rendendolo sempre fruibile grazie ai sensi unici alternati. Se ne avrà eventuale conferma a settembre. Infine, la nuova impermeabilizzazione degli strati di pavimentazione, per un totale che ammonterà a 4 milioni di euro di spesa. Proseguono intanto anche i lavori al ponte che attraversa l'Adige tra Cavanella e Rosolina, con interventi abbastanza simili a quelli che riguardano il ponte sul Brenta. In autunno sarà la volta del ponte traslagunare delle Trezze, che mette in comunicazione Chioggia con Vaglia e la terraferma. Per quest'ultimo scatteranno le deroghe al traffico pesante sopra 44 tonnellate, destinate allo scalo portuale clodiense.